Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG, cominciamo dai titoli. Il Movimento 5 Stelle correrà da solo in Calabria, vince il no sulla piattaforma Rousseau. A pochi giorni dal turno di ballottaggio sale la tensione a Lamezia e Isola Capo Rizzuto, domani ultimo giorno di campagna elettorale. Potrebbe presto essere risolto il giallo sul finto suicidio di Lisa Gabriele, uccisa nel 2005 a Montaltuffugo, isolate importanti tracce genetiche. È stata la ditta specializzata che sta eseguendo i lavori di restauro del Duomo di Catanzaro a trovare i resti umani, sul posto il medico legale. Stefano Piperno fu ucciso e bruciato all'interno della sua auto a Nicotera nel Vibonese, il presunto autore dell'omicidio condannato a 30 anni di reclusione. Celebrata in tutta la Calabria la ricorrenza della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10, la politica in apertura, vince il no sulla piattaforma Rousseau. La notizia è che il Movimento 5 Stelle per le regionali correrà da solo in Calabria. Di Maio su Facebook dice: per i candidati presidenti occorrerà aspettare la prossima settimana. I particolari nel nostro servizio. Vince il no sulla piattaforma Rousseau. Il dato è che il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna. Il no si è attestato al 76%, il sì al 29,4%. È stato il capo politico del movimento, Luigi Di Maio, a scrivere su Facebook che in entrambe le regioni il movimento correrà da solo. Gli iscritti, ha aggiunto, hanno dato un mandato fortissimo. Ora c'è una sola cosa da fare: mettersi a pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni. Per i candidati presidenti bisognerà, dice Di Maio, aspettare la prossima settimana. Per la prima volta, e l'analisi dei politologi, la base degli attivisti ha sconfessato la decisione dei vertici del movimento. In sostanza, la piattaforma Rousseau ha bocciato la proposta di Luigi Di Maio di prendersi una pausa elettorale in vista delle regionali del prossimo 26 gennaio. In Calabria, dunque, dopo la bufera con le dimissioni del coordinatore Parentela e la rivolta dei parlamentari, si tornerà al lavoro. La domanda è: si ricomincerà dal già fatto, cioè dalla proposta di Francesco Aiello? Di certo è anche una vittoria dei parlamentari calabresi, che per primo avevano segnalato l'anomalia e si erano schierati contro Di Maio. I numeri danno ragione a loro e aprono forse una pagina nuova nel movimento. Parliamo invece dei ballottaggi. Ormai manca davvero poco, si tornerà a votare alla Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto. Domani è l'ultimo giorno di campagna elettorale, ma vediamo il clima che si respira nelle due città. Partiamo da Lamezia Terme. Ultime ore di campagna elettorale nel comune di Lamezia Terme, impegnato nel turno di ballottaggio di domenica prossima. Paolo Mascaro e Ruggero Pegna si contendono lo scranno di primo cittadino. I due candidati sono risultati i più votati lo scorso 10 novembre. Mascaro sostenuto da Liste Civiche, Orgoglio Lamezia Assieme, e Ruggero Pegna invece sostenuto dalla coalizione del centrodestra. Vedremo chi dei due varcherà l'uscio del Palazzo di Città. Soffre 2 anni di commissariamento, sono stati 2 anni di immobilismo sia sull'ordinario ma anche sulla programmazione, quindi ci sarà tanto da lavorare su tanti tavoli che parallelamente debbono andare avanti affinché si possa recuperare il tempo perduto e rilanciare la città di Lamezia. È una città in stato di abbandono, una città depressa, disillusa. Voglio dare un dato per capire di cosa parliamo. Parliamo di un territorio di oltre 160 km quadrati, questo significa difficoltà anche in una gestione ordinaria, poi immaginiamo nel momento in cui viene a mancare un'amministrazione come è stato per 2 anni. In queste ultime ore come convincere i cittadini a tornare ad avere fiducia nelle istituzioni, quindi tornare alle urne?
ma anzi dobbiamo avere fiducia in loro stessi, cioè il cittadino deve tornare a votare perché è il modo di esprimere ciò che si pensa, quindi la fiducia diventa in se stesso, cioè di poter essere quella goccia che facente parte dell'oceano riesce a far sì che l'oceano esista, quindi il voto di ogni singolo cittadino significa poter esprimere la propria opinione, che può essere Mascaro, può essere Pegna, può essere anche la scheda bianca o la scheda nulla, ma significa comunque uscire da casa e recarsi al seggio, già questo è segno di appartenenza alla comunità. I cittadini devono sapere che hanno i riflettori di tutta Italia addosso, per cui il voto è un'espressione culturale, di democrazia, di maturità, di serietà, per cui Lamezia deve fare bella figura già facendo capire a tutto il Paese che è andata tutta al voto, tutti a votare, quindi facendo soprattutto intuire anche a noi che siamo candidati che c'è voglia di novità, c'è voglia di cambiamento, c'è voglia di rinascita. E andiamo invece adesso ad Isola Caporizzuto, vediamo. Ultimi giorni di campagna elettorale per i candidati a sindaco Maria Grazia Wittenberg e Maurizio Piscitelli, che domenica prossima si contenderanno la guida della città di Isola Caporizzuto. Manca poco al turno di ballottaggio che decreterà il nuovo primo cittadino del centro del Crotonese tornato alle urne dopo lo scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose. Al primo turno Maria Grazia Wittenberg ha ottenuto il 42,81% dei consensi, mentre Maurizio Piscitelli si è attestato sul 35,03%. Una campagna elettorale intensa per i due competitor, ma quali sono i programmi? Cultura e scuola. Credo che porteremo avanti tutti i programmi già avviati nella scorsa consigliatura. Credo che in questi prossimi 5 anni troveranno concreta attuazione costruzione di nuove scuole e un programma culturale vero e proprio che dovrebbe essere il punto di forza per rimuovere e per far rinascere l'isola di Caporizzuto. Abbiamo messo in piedi un nuovo sistema di fare politica. Un sistema che prevede strumenti di partecipazione civica, perché riteniamo che per il cambiamento vero di questo Paese non saranno sufficienti 5 assessori e 10 consiglieri, ma dovrà essere coinvolta la cittadinanza attraverso gli strumenti di partecipazione civica. Adesso parliamo di sanità perché il ministro Roberto Speranza è intervenuto oggi sul precariato calabrese, ha detto che è una priorità da risolvere e quindi c'è proprio un impegno preciso. Vediamo. La novità per i precari calabresi della sanità arriva dallo stesso ministro della salute Roberto Speranza che in un forum all'ANSA ha parlato di un emendamento da portare in manovra di bilancio contro la precarietà del personale, citando proprio la Calabria e dicendo che non è più tollerabile. Il nodo Calabria ricorre anche nell'audizione parlamentare di Speranza, lasciando intendere che si va verso il superamento dei commissariamenti. A che punto si è nella regione? Il rappresentante di governo fa sapere che l'unità di crisi speciale, resa operativo dallo stesso ministro, sta effettuando visite approfondite sull'attuale stato delle aziende. Entro dicembre, annuncia e conclude Speranza, verranno fornite ai commissari aziendali tutte quelle informazioni necessarie per dare vita ai tanto attesi nuovi atti aziendali. La cronaca adesso con il caso di Lisa Gabriele, la giovane donna trovata morta in un bosco di Montalto Fugo nel gennaio del 2005, un caso riaperto dopo l'invio alla magistratura di una lettera anonima che racconta una storia ben diversa da quella costruita da chi ha realizzato la messa in scena finalizzata a far credere a un suicidio della ragazza. Vediamo. Un omicidio vero, nascosto da un finto suicidio, una messa in scena alla quale non ha creduto nessuno, che è bastata però a seppellire la verità sulla morte di Lisa Gabriele per 14 anni. La ragazza di 22 anni venne trovata senza vita in un boschetto di Montalto, nella sua auto, delle bottiglie di superalcolici vuote, delle scatole di psicofarmaci e un messaggio di addio che potevano far pensare a un atto estremo. L'esame autoptico però sconfessò quell'ipotesi. Lisa non aveva assunto alcol o sostanze e la morte era intervenuta per soffocamento.
Nonostante ciò, il suo caso venne accantonato e finì nell'oblio. È stata una lettera anonima a portare alla ripresa delle indagini, alla riapertura di un cold case che merita di trovare una soluzione. Le telecamere della trasmissione Chi l'ha visto sono entrate nella casa di Lisa. La truppa ha ascoltato la zia Angelina e gli amici e i conoscenti della ragazza. Gli interrogativi e i sospetti sono incentrati sulla sfera sentimentale della giovane e bella donna che frequentava un uomo sposato, un agente di polizia tirato in ballo anche dalla missiva. È la pista o una delle piste che seguono gli inquirenti. Sull'indagine vige il massimo riservo, ma di passi in avanti ne sono stati fatti attraverso interrogatori e soprattutto la riesumazione del cadavere. Non ci vado più da parecchio. Prima non mi ha fatto questo effetto, andavo, ci volevo, ma dopo non sono andata più, perché dovevo. Lisa Gabriele è stata uccisa nel gennaio del 2005, il suo corpo è stato ritrovato in un boschetto alla periferia di Montalto. Questa ragazza verrà ricordata con una fiaccolata organizzata nel suo paese d'origine a Rose. Il fatto grave è che fu inscenato un suicidio per nascondere la sua uccisione, per nascondere il volto di un omicida che l'aveva invece soffocata. Venne scoperto quasi subito che si trattava di una messa in scena, ma le indagini poi in quegli anni lontani andarono archiviate, furono archiviate perché non v'era prova di identificazione dell'omicidio. Insomma, gli inquirenti vennero lasciati lontani dalla verità. Poi è successo un fatto straordinario. È arrivata una lettera spedita ai magistrati di Cosenza, ai magistrati inquirenti, ma anche al mio giornale, alla Gazzetta del Sud, in cui un testimone, come dire, rotto dall'oppressione del rimorso, ha raccontato tutti i retroscena della morte di questa ragazza, indicando una serie di elementi: il coinvolgimento di un poliziotto, il coinvolgimento di un carabiniere nel depistaggio attuato per tenere gli investigatori lontani dalla verità. E il caso è stato riaperto come? Intanto risentendo molti testimoni, compresi i familiari della ragazza, e poi riesumando il cadavere di Lisa per trovare tracce di DNA, perché quando venne soffocata Lisa, che non venne uccisa nel boschetto di Montalto ma probabilmente in un appartamento, si difese strenuamente, difendendosi come dimostrerebbero una serie di ferite classiche da difesa presenti sulle mani, probabilmente graffiò il suo aggressore. Quindi il corpo è stato riesumato con l'obiettivo, sembra quasi riuscito, di trovare tracce del DNA sotto le unghie della ragazza. Capiremo come finirà questa indagine, certo non subito, sono investigazioni complesse, non solo, come dire, rituali, normali, classiche, ma anche appunto medico-scientifiche, ma certo questo caso arriverà ad una conclusione. Qualcuno dice finalmente, e noi siamo d'accordo. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Ingannava gli anziani per poi rubargli il portafoglio, protagonista un pregiudicato di 33 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro, che hanno eseguito a suo carico un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo. Da quanto ricostruito agli investigatori, l'uomo avrebbe utilizzato sempre lo stesso metodo: fermava le auto condotte da donne anziane facendo credere loro che avessero le gomme sgonfie, quindi mostrava la sua disponibilità ad aiutarle e, durante la sostituzione della ruota, approfittando della distrazione, si impossessava del portafoglio. I carabinieri della compagnia Gioia Tauro hanno arrestato Manuele Mazzotta, 25 anni, e Domenico Mercuri, di 29, ritenuti gli autori di una rapina all'autista di una ditta di autotrasporti avvenuta a Melicucco. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla sezione GIP e GUP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura palmese. Il dipendente di una ditta operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, il 7 novembre 2018, era stato avvicinato da due malviventi che, a volto travisato, lo avevano minacciato riuscendo a farsi consegnare l'incasso della giornata per poi dileguarsi a bordo di un'auto. Si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica con l'uso di un bypass. Per questo motivo un 45enne è stato arrestato e una 41enne è stata invece denunciata. È successo a Isola Capo Rizzuto, dove i carabinieri della tenenza locale hanno effettuato un controllo con i tecnici dell'Enel e hanno quindi scoperto che entrambi avevano rubato energia elettrica col bypass installato nel panificio, procurando un danno di 70.000 euro.
È accusato di maltrattamenti in famiglia un uomo di 71 anni, marocchino, arrestato dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di polizia di Gioia Tauro in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Reggio. L'uomo, sino al 2016, era stato denunciato dalla moglie stanca di subire vessazioni e aggressioni fisiche. Tolleranza zero Vibo Valencia da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo, che ha fatto recapitare una multa alla donna filmata dalle telecamere mentre abbandonava l'immondizia per strada. Sono 600 gli euro che dovrà sborsare la donna. Ancora per la cronaca, Stefano Piperno fu ucciso e bruciato all'interno della sua auto nel Vibonese, il presunto autore dell'omicidio condannato a 30 anni di reclusione. Vediamo. 30 anni di reclusione per Ezio Perfidio, accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Stefano Piperno, il mediatore culturale di Nicotera, il cui corpo fu trovato carbonizzato all'interno della propria Fiat Panda il 19 giugno del 2018. Lo ha deciso il GUP di Vibo, Tiziana Macri, che ha condannato al massimo della pena nel processo corrito abbreviato il 35enne. Insieme a lui è stato condannato anche il padre Francesco alla pena di 6 anni di reclusione per distruzione di cadavere e per alcune cessioni di sostanze stupefacenti. Il GUP ha accolto il quadro accusatorio del PM in base alle indagini dei carabinieri di Tropea e Nicotera. Alla base del delitto ci sarebbero questioni legate al traffico di stupefacenti. Piperno, lo ricordiamo, venne ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, il suo cadavere trovato carbonizzato nella vettura abbandonata nelle campagne della frazione Preitone di Nicotera. Il PM Aliberti aveva chiesto la condanna all'ergastolo per l'esecutore materiale dell'omicidio e a 8 anni per il padre, richieste alle quali si erano associate anche le parti civili, costituitesi in rappresentanza dei familiari della vittima. E a Bagnara Calabra c'è stato un omicidio, un uomo di 51 anni, Salvatore Condina, è stato ucciso, il corpo senza vita dell'uomo trovato nella tarda serata di ieri, ma la notizia si è avuta soltanto oggi, il corpo trovato nei pressi dell'abitazione nella frazione Pellegrina. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il 51enne sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di fucile. A Catanzaro adesso, perché è stata la ditta specializzata che sta eseguendo i lavori di restauro del Duomo di Catanzaro a trovare i resti umani sul posto, il medico legale. Vediamo. Eccolo il carro funebre varcare il sagrato del Duomo di Catanzaro con a bordo i resti umani ritrovati questa mattina durante i lavori di ristrutturazione della chiesa più importante della città capoluogo. Il ritrovamento è stato fatto dagli operai della ditta specializzata che sta lavorando nel luogo sacro, avvertiti il sindaco e il medico legale. Al momento però bocche cucite, gli accertamenti sono in corso. Capita spesso, è stato evidenziato, quando si effettuano gli scavi in chiese antiche nelle quali prima della nascita dei cimiteri avvenivano le sepolture. Secondo quanto si è appreso nell'immediato, i resti rinvenuti oggi potrebbero risalire al 1600. Saranno i risultati di un laboratorio specializzato fuori regione a stabilire la verità. È stata celebrata in tutta la Calabria la ricorrenza della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri. Vediamo. A voi tutti, alle autorità intervenute, rivolgo il mio affettuoso saluto e la mia gratitudine, anche a nome dei Carabinieri qui riuniti e dei militari che, impegnati nel quotidiano servizio alla collettività, non hanno potuto presenziare, ma sono comunque idealmente qui con noi. Perché l'Arma è sempre un'unica grande famiglia. La definisce una famiglia il comandante provinciale di Cosenza, il colonnello Pietro Sutera, l'Arma dei Carabinieri, e lui a prendere la parola nella cattedrale della città, che ha ospitato, come avviene ormai da anni, la sentita cerimonia con la quale i Carabinieri hanno ricordato la loro patrona, la Virgo Fidelis, a cui è ispirato anche il motto dell'Arma nei secoli: fedele. Oggi la parola che risuona forte all'interno di questa cattedrale è fedeltà.
fedeltà nei valori, nei principi, in quel patrimonio morale che è sostanzialmente il substrato che guida, orienta le scelte di ogni carabiniere da oltre 200 anni. Alla Santissima Messa hanno presenziato autorità civili, militari e religiose della provincia, oltre agli appartenenti alle associazioni in congedo dell'Arma e delle altre forze armate. Una giornata particolare che ha visto anche il coinvolgimento di alcune scuole della città e che si è caratterizzata in due momenti particolari: prima la messa celebrata nel Duomo dall'arcivescovo Francesco Nolè e poi le celebrazioni sono proseguite in piazza 15 marzo con l'alzabandiera, la benedizione ai mezzi dei militari dell'Arma, poi il ricordo anche del 78° anniversario della battaglia di Colqualber e celebrata la giornata dell'orfano dedicata a tutti gli orfani dei carabinieri. A Vibo adesso per parlarvi del Vibo Center, vediamo. La Vibonese colleziona successi e attira consensi in campo innanzitutto, ma non solo. Nel corso di un incontro con stampa e tifosi è stata presentata la nuova partnership con il centro commerciale Vibo Center. Il logo infatti sarà presente sulla maglietta dei giocatori che scenderanno in campo e nelle prossime settimane uno store aprirà i battenti anche all'interno del centro commerciale. È l'ennesima iniziativa lanciata nell'arco di questi mesi e i risultati già iniziano a vedersi. Sulla divisa della Vibonese compariranno ora due marchi, l'Amaro del Capo e il Vibo Center. È questo il frutto dell'accordo raggiunto tra la Vibonese e i vertici della struttura commerciale più importante dell'intera provincia di Vibo Valentia. Un accordo che non si configura con l'abituale sponsorizzazione di maglia, bensì attraverso una serie di eventi e iniziative che mese per mese coinvolgeranno. È un orgoglio per noi, per il centro commerciale. Abbiamo accettato veramente con molto piacere questo tipo di interesse da parte del presidente CAF. Io ringrazio naturalmente anche la proprietà del centro commerciale, perché è normale che oltre a due grossi imprenditori sono due uomini che tengono tanto al territorio, e io credo che sarà veramente una gran bella partita da vincere insieme. Il logo Vibo Center verrà impresso sulla retro delle magliette di gara, acquistabili insieme a tutto l'abbigliamento ufficiale della Vibonese Calcio all'interno del centro commerciale nel nuovo store allestito in galleria per la soddisfazione del presidente Pippo Caffo. È arrivato il momento che cominciano ad apprezzarci anche fuori, anche le aziende più note. Noi questa partnership, insomma, per noi è un piacere, un onore essere vicini e avere vicini il Vibo Center, che rappresenta forse per il vibonese ormai un punto di riferimento, insomma un centro commerciale che ha tutti i presupposti ancora per crescere. Insomma, sport ed economia per la crescita del territorio. Invece a Rende tutto pronto per l'iniziativa Piantare un albero, un modo per contribuire a tutelare l'ambiente. Vediamo. Piantare un albero per contribuire a tutelare l'ambiente e aiutare le nostre città ad essere più green. A Rende, sabato prossimo 23 novembre, l'iniziativa Pianta un albero con noi, ideata da Nicoletta Mascaro, medico veterinario che in pochi mesi ha coinvolto associazioni, enti, cittadini, piccoli passi per una nuova attenzione all'ambiente. Dopo questa terribile annata di incendi che hanno devastato buona parte del pianeta, ho scritto: ma perché non piantiamo un albero tutti quanti noi, tutte noi mamme, È stata accolta con fervore da tanta gente e quindi sono stata contattata da tanti amici e abbiamo cominciato a ideare e a mettere in pratica questa idea. Piano piano, con l'aiuto di tanti, questa mia idea adesso si sta per materializzare. Abbiamo costituito un comitato proprio nella speranza di andare avanti con questa idea, perché ovviamente non deve fermarsi qui, ma tante gocce formano poi il mare. I partecipanti potranno anche dare un nome all'albero che pianteranno. Location dell'iniziativa Arcalabria di Rende. Nell'area dell'associazione verranno messi a dimora oltre 100 alberi. L'iniziativa di queste è un'occasione da non perdere, sia per noi che facciamo volontariato e comunque agiamo nel campo, sia per le persone che si vogliono avvicinare e piantare materialmente un albero, così dare la possibilità anche in futuro di ricordare
la presenza di questa iniziativa e di questa giornata anche per i bambini. Come diceva Nicoletta, dirò a mia figlia che cosa ho fatto di concreto. Diciamo che aspettiamo tante persone che possono fare la stessa cosa, piantare un albero. Nell'ambito del progetto Centro Storico ideato e voluto dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, domani appuntamento a partire dalle 14:30 a Villa Rendano, a Cosenza, con Urban Lab, rigenerazione urbana, esperienze europee a confronto. Ne abbiamo parlato con Anna Lamartina, sentiamo. Anna Lamartina, domani in Villa Rendano ci sarà un appuntamento molto importante. Continua questo progetto che ha come obiettivo la rigenerazione urbana attraverso la cultura della città. Il modello sono le città del nord e non solo, delle città europee. Sì, assolutamente. Io penso che sia importante per Cosenza, come per tutte le città, il confronto con gli altri, e quindi come a Torino ci siamo aperti, la città di Torino e l'Urban Center di Torino, a confrontarsi con esperienze europee, da Stoccolma a Glasgow a Stoccarda. In questo momento Cosenza, secondo me, secondo la Fondazione Giuliani, che organizza questo incontro come tanti altri, il confronto con quelle che oggi sono le città che stanno fibrillando o comunque che stanno in qualche modo affrontando il tema della rigenerazione urbana, come Lisbona, che verrà domani, Bologna, la stessa Torino, ma ci sarà anche la rappresentante del progetto ROC, che è un progetto europeo che vede collaborare circa 13-14 città, da Vilnius a Skopje, a Liverpool, alle stesse Lione, Torino, Lisbona, Bologna, Atene, e quindi sono città che tutte in un modo o in un altro stanno affrontando il tema della rigenerazione dei centri storici attraverso le eredità culturali che questi portano, e quindi questo è un tema che è strettamente connesso con Cosenza, quindi penso che possa essere interessante. Quello che ci piacerebbe è che non partecipassero solo gli esperti, ma venissero anche i cittadini, perché questi temi della città, che riguardano la città, riguardano i cittadini, e perché non calino dall'alto poi le soluzioni, i cittadini devono farsi parte attiva, e anche questi modelli che noi presenteremo domani partono proprio dalla cittadinanza, cioè come i cittadini si sono fatti parte attiva nella progettazione e nella realizzazione della rigenerazione dei loro centri storici. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Condizioni di variabilità sulla nostra regione a causa dell'afflusso di correnti umide dai quadranti meridionali. Una profonda circolazione ciclonica continua a distribuire perturbazioni a ripetizione sull'Europa ed il Mediterraneo occidentale. Il prossimo deciso peggioramento che dovrebbe interessarci è previsto per la seconda parte del fine settimana, quindi dalla giornata di domenica. Domani poco nuvoloso al mattino, nel corso della giornata aumento della nuvolosità a partire da sud, ma senza fenomeni di rilievo. Temperatura stazionaria. Passiamo a mari e venti. Domani venti dai quadranti meridionali e mari generalmente poco mossi, localmente calmo il settore ionico cosentino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.